Con Andrea Fantozzi al termine della partita con il Lodi, doveva essere una battaglia, lo è stato, anche con te partirei da uno spot per questo sport, veramente questa partita. Sì, no, buonasera a tutti. Il Lodi si è dimostrato una squadra fortissima, come si sapeva già all'inizio del campionato. Noi abbiamo fatto il nostro gioco e penso che comunque anche con il gioco del Lodi ci sia stato spettacolo e una bella pubblicità, sì. Fisicamente, insomma, questa partita ha lasciato un po' di segni su di te, come stai prima di tutto? No, grazie mille per la domanda, sto bene. Dalla prima partita che ho dei segni addosso, prima la caviglia, poi il sopracciglio e ora una gomitata. Però dai, devo sopravvivere, lo sport è così, quindi sto bene, bella partita comunque. Guardiamo alle prossime adesso, un'altra settimana piena, si comincia da una partitissima giovedì con il Benfica in Champions e poi la trasferta di Grosseto, non c'è un tempo per riposarsi, però è bello così. No, per noi giocatori è bellissimo perché ti alleni anche un po' meno, non si dovrebbe dire, ma è più bello giocare, no? Quindi è il tour de force che vogliamo noi vogliamo vincere per i tifosi che anche stasera vanno ringraziati proprio in ginocchio perché sono stati numerosi e non sono stati in silenzio neanche un attimo. Quindi testa bassa a lavorare, questo tour de force cercheremo di farlo nostro. A che punto siamo secondo te nella formazione, nell'arrivare all'hockey trissino che si vuole e tu come ti stai sentendo nell'entrare sempre di più nei meccanismi della squadra? Allora io come dissi nell'intervista che mi avevi fatto del caffè, sono entrato un punta di piedi, poi l'infortunio eccetera eccetera, sto entrando un po' nei ritmi, quindi mi sto dando del tempo che penso sia giusto, squadra nuova, compagni nuovi, società, insomma. Però il trissino penso che si stia già vedendo, possiamo solo dare di più. E allora ringraziamo Andrea Fantozzi, in bocca al lupo al trissino.